Allora, le misure di carattere forestale, complessivamente per il mondo forestale veneto sono stati stanziati 75 milioni di euro, che non sono pochi, però chiaramente per noi di questa parte avremmo voluto qualcosa in più. Noi siamo coinvolti nella misura 4 con l'intervento 4.3.1 infrastrutture viarie e silvopastorali. Questo intervento ha una dotazione di 33 milioni di euro. È una misura particolarmente necessaria a seguito degli schianti che ci sono stati quest'inverno. Qui si parla di una manutenzione straordinaria della viabilità già esistente, quindi non nuova viabilità, sì, è prevista, ma soprattutto stiamo parlando di ripristino e vi assicuro, noi credo a fine settembre, primi di ottobre avremo il dato definitivo degli schianti che ci sono stati quest'inverno, che sono davvero spaventosi. Quindi abbiamo la necessità di intervenire, di favorire l'accesso a questi boschi per il trasporto di questo legname che è stato schiantato a seguito degli eventi atmosferici. Quali sono i soggetti coinvolti? Sono soggetti sia pubblici che privati, anche in forma associata, quindi anche i consorzi forestali, eccetera, proprietari o gestori di aree forestali. Gli investimenti sono limitati alle zone montane, quindi abbiamo tutta una serie di soggetti che già si sono affacciati ai nostri uffici per capire se questa misura, che è la vecchia misura 100, aspettate, la ex 122, azione 1, se appunto e che dotazione aveva, per cui noi siamo sicuri che questa sarà una misura che troverà nella sua capienza la risposta alle esigenze. Quindi si parla di una realizzazione di manutenzione straordinaria, adeguamento alla viabilità silvopastorale e poi l'eventuale le spese generali per le esecuzioni degli interventi, le spese per la redazione dei piani di riassetto forestali. La selezione appunto è legata sempre alla manutenzione straordinaria, poi per le aree gestite a basso impatto ambientale e le aree con svantaggi stazionali, orografici e strutturali. Il contributo è un contributo in conto capitale. Se siamo di fronte a soggetti pubblici pagheremo l'80% della spesa, se siamo di fronte a soggetti privati il 60% della spesa. Quindi da questa misura, da questo intervento, vi dico, noi ci aspettiamo parecchie richieste. Il resto delle misure forestali si concentra sulla misura 8, quindi l'investimento nello sviluppo delle aree forestali e il miglioramento della redditività delle foreste. In questo caso complessivamente sono presenti 42 milioni e 700 mila euro. La misura cosa prevede? L'attuazione di una serie articolata di interventi diretti ad aumentare la superficie delle aree forestali e dall'altro migliorare le foreste esistenti e la filiera bosco-legno. In questo caso abbiamo previsto una valutazione del mondo forestale in tutte le sue accezioni: produzione di legno da opera, da energia, gli aspetti turistici, paesaggistici, la mitigazione climatica, tutti quegli aspetti per i quali le foreste sono notoriamente in prima linea. Noi abbiamo 5 interventi: l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli. I beneficiari sono soggetti pubblici, privati e anche associati, sempre ritorna il concetto anche di consorzi forestali. Le condizioni per l'ammissibilità sono interventi su terreni agricoli o non agricoli, e sono esclusi terreni a prato permanente e a pascolo, i terreni dove l'imboschimento può comportare una diminuzione della biodiversità e l'imboschimento permanente escluso in zone montane. Quali sono le spese ammissibili? Le spese generali, consulenza, progettazione, eccetera, l'acquisto di materiale di propagazione, le operazioni di messa a dimora delle piante e le cure culturali. I criteri di selezione sono in base alla tipologia del beneficiario, la localizzazione geografica e la tipologia dell'investimento. Qual è il sostegno? È un contributo in conto capitale, un premio annuale per ettaro ad esclusione dei cicli brevi e dei terreni pubblici, che va a ristorare il mancato reddito in caso di imprenditore agricolo professionale con 1.000 euro, e 250 euro invece a chi non è imprenditore agricolo professionale. In più per la manutenzione abbiamo previsto 880 euro per 12 anni per gli imboschimenti permanenti, mentre 1.000 euro sono dati per i primi 5 anni
per l'imboschimento a ciclo medio-lungo, mentre per i restanti anni dal sesto al dodicesimo vengono dati 500 euro. Gli importi e le aliquote di sostegno sono il 100% per l'imboschimento permanente, mentre l'80% per l'imboschimento temporaneo a ciclo medio-lungo e a ciclo breve. Qui abbiamo 9 milioni di euro su questo intervento. Questo intervento, che prevede solamente 200.000 euro, invece riguarda la realizzazione di sistemi silvopastorali e impianti disseminativi arborati. Qui i soggetti beneficiari sono sempre gli stessi. Quali sono le condizioni per l'ammissibilità? Interventi su terreni agricoli o boscati per investimenti su seminativi arborati. Poi abbiamo l'esclusione dei terreni a prato permanente e pascolo, i terreni dove l'imboschimento può comportare una diminuzione della biodiversità. Anche in questo caso le spese ammissibili, cioè spese generali, acquisto di materiale, altre operazioni di sistemi agroforestali e cure culturali. I criteri di selezione sono, come vedete, i soliti: tipologia del beneficiario, la localizzazione geografica, la tipologia di investimento. Cosa si dà in questo caso? Un contributo in conto capitale, un premio annuale per ettaro, un premio di manutenzione per un massimo di 5 anni, per il seminativo arborato 250 euro, per i sistemi selvopastorali 110 euro. Anche in questo caso l'importo ammesso è l'80% della spesa. Questa invece è la misura che riguarda il ripristino delle foreste danneggiate. Qui sono escluse gli incendi, sono stati esclusi, ed è esclusa anche la prevenzione. Sono invece ammesse tutte le spese riguardo alle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici. È stata una scelta ben precisa quella di escludere gli incendi e la prevenzione. I soggetti sono sempre gli stessi, le condizioni di ammissibilità sono limitate chiaramente e esclusivamente alle zone boscate, dove c'è una necessità di intervento riconosciuto da pubbliche autorità, con un danno maggiore del 20% del potenziale forestale, un danno ai soprassuoli nei 5 anni precedenti, la presenza di informazioni desunte dal piano di riassetto delle superfici boscate maggiori di 100 ettari. Sono esclusi i siti dove c'è già stato un finanziamento nei 5 anni precedenti. Qui si cerca di ripristinare il potenziale forestale dopo danni di origine biotica o abiotica, la stabilizzazione e il recupero di aree forestali colpite da fenomeni di dissesto idrogeologico, quindi gli interventi anche di ingegneria naturalistica. Quali sono i criteri di selezione? Aree con svantaggi stazionali, orografici e strutturali, le aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali e le aree ad elevata valenza naturalistica. Il contributo è un contributo in conto capitale ed è commisurato ai costi sostenuti ed approvati, con un massimo del 90% della spesa ammessa. Gli investimenti per aumentare la resilienza sono l'intervento 8.5.1 a 12 milioni di euro di capienza, quindi qui cerchiamo di aumentare il pregio dei nostri boschi attraverso questo intervento. Quali sono le condizioni di ammissibilità? I soggetti sempre gli stessi. Sono la presenza di informazioni desunte dal piano di riassetto per le superfici boscate maggiori di 100 ettari ed è chiaramente limitato alle zone boscate. Sono esclusi anche in questo caso i siti che nei 5 anni precedenti hanno già ottenuto un contributo. Le spese ammissibili sono tutte quelle necessarie per fare questi lavori, gli acquisti, le spese generali e gli investimenti selvicolturali a costi standard. I criteri di selezione sono sempre le aree svantaggiate dal punto di vista orografico e strutturale, le aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali, le aree ad elevata valenza naturalistica e gli investimenti con approccio associativo. Anche in questo caso cerchiamo di aiutare questa coesione tra le imprese della montagna. Il contributo è un contributo in conto capitale, sempre commisurato ai costi sostenuti e approvati, con l'80% della spesa ammessa. Qui ci siamo basati su dei costi standard che abbiamo calcolato in 6.500 euro ad ettaro per le cure culturali, mentre sono 10.000 euro ad ettaro con almeno però 70 soggetti piantati ad ettaro per il recupero culturale dei soggetti vulnerabili. Abbiamo pensato al mondo dei castagni, per esempio, che soffre in questo periodo parecchio.
L'intervento 8.6.1 che ha un complesso di 17 milioni e mezzo di euro riguarda gli investimenti in tecnologie forestali nella trasformazione, la mobilitazione e la commercializzazione di prodotti forestali. Qui andiamo verso il mondo della piccola impresa e soprattutto il mondo della piccola impresa, che è quella con la quale ci confrontiamo in questo ambito, secondo i parametri dell'Unione Europea, i comuni e i soggetti privati, anche in questo caso associati e gestori di aree forestali. Quali sono le condizioni di ammissibilità? Qui l'acquisto di attrezzature e la realizzazione e l'acquisizione di strutture e impianti che sono ammissibili se i processi procedono alla trasformazione industriale, precedono la trasformazione industriale. Le spese ammissibili sono l'acquisto di attrezzature e macchinari forestali per la realizzazione e l'acquisizione di strutture e impianti, l'elaborazione e revisione di piani di gestione forestali e strumenti equivalenti. I criteri di selezione sono sempre le aree con svantaggi stazionali, orografici e strutturali, le aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali, gli investimenti volti a diminuire gli impatti ambientali nelle operazioni selvicolturali e gli investimenti con approccio associativo. Sempre contributo in conto capitale, gli importi e le aliquote di sostegno sono commisurate ai costi sostenuti ed approvati e comunque non superano il 40% della spesa ammessa. In pratica ricalca molto il vecchio PSR, c'era poca fantasia da mettere in questo caso purtroppo, però noi, vi dico, soprattutto nella misura quella che vi ho fatto vedere per prima, abbiamo già parecchie sollecitazioni. Il problema degli schianti è stato veramente molto sentito quest'inverno. Grazie.